È trascorso un anno dalla scomparsa di Lillo Cavallaro, il cameraman e l'amico con il quale abbiamo trascorso indimenticabili momenti. L'anniversario è stato ricordato con una celebrazione presso la chiesa Madonna della Provvidenza. La stessa chiesa a febbraio del 2020 per il funerale era gremita. Ancora ci si poteva stringere la mano e abbracciare. Così tutti abbiamo potuto stringerci attorno a mamma Elvira e alle tue figlie alle quali eri legato dall'amore che solo un buon padre può avere per i figli. E tu, Lillo, un padre speciale lo eri. Buono e leale e sempre disponibile con tutti, malgrado qualche piccolo mugugno che ci stava quando dovevamo montare dei servizi e si era fatto tardi, ma tutto si risolveva simpaticamente perché eri eccellente nel tuo campo. Anche il celebrante al funerale ti aveva definito il gigante buono. Per i nostri fratelli e per Calogero Cavallaro nel primo anniversario. Sono questi aspetti diversi, ma sempre della nostra esperienza umana, la vita e la morte, come anche preghiamo sempre nell'Eucaristia. Insieme a tanti amici ne piangiamo la scomparsa prematura e inaccettabile per un'altra bella persona che se ne va. Così la nostra Margherita Trupiano ha voluto ricordare lo scorso anno la tua scomparsa, parlando di un'altra bella persona, ovvero Gerry Butera. Lasciandoci ci avete riempito di tristezza, la stessa tristezza e lo stesso dolore che riguardo te, caro Lillo, si prova ancora guardando la tua sedia vuota in regia.